Parliamo della riapertura di bar e ristoranti in Calabria. In molti comuni le serrande sono rimaste abbassate. Non ritiro l'ordinanza, dice la Presidente della Regione Jole Santelli, dopo la diffida del Governo. Vittorio Romano. La maggior parte dei bar in Calabria sono rimasti chiusi in attesa di capire cosa accadrà nelle prossime ore. Alla Mezzia Terme l'unico a prendersi il caffè in piazza è un pensionato in piedi davanti al distributore automatico. Solo a Cosenza, dall'alba, diversi bar sono tornati a servire le prime colazioni all'aperto, ma i clienti seduti ai tavolini ai lati del corso deserto sono ancora pochi. Sì, bisogna fare così, altrimenti non c'è possibilità di prendere nessun caffè in nessun bar delle città della Mezzia Terme. Il giorno dopo la diffida annunciata dal governo contro la riapertura di bar, pasticcerie e ristoranti decisa dalla regione Calabria, la governatrice Santelli tira dritto. Abbiamo preso la decisione giusta, dice. Tra 10 giorni il governo farà la stessa cosa. Mi preoccupa di più, aggiunge, il rientro delle persone dal nord. Cerchiamo di ripartire con questa ordinanza che hanno emanato. A poco alla volta bisogna ripartire. A frenare la fuga in avanti della governatrice, gli stessi sindaci. A Reggio Calabria restano in vigore le norme nazionali anticontagio. Catanzaro attenderà il 4 maggio per riaprire in sicurezza e organizzare i controlli dei vigili. Tutto fermo anche alla Mezzia, dove il sindaco ha dato il via libera all'apertura delle spiagge, ma da lunedì.